Marisa Bedoni, lombarda, già vice sindaco di Milano, per un saluto, un intervento, un contributo, e a Fausto Valentini, che non vedo più in aula, ecco, a cui chiedo altrettanta concisione prima di far fare le conclusioni a Maurizio. Grazie. Grazie per l'invito. Io in effetti non ero prevista, ma spero che le ragioni di fondo per le quali sono qui oggi siano da voi molto approfonditamente condivise. A proposito, prima di tutto, della temporaneità dell'impegno politico. Dopo oltre 15 anni, è stato detto, sabbatici dalla politica attiva, mai sarei tornata a un impegno diretto. Io sono una ricercatrice economica, quindi con una carriera alle spalle di molti decenni. Mai, dico, a un impegno diretto se la degenerazione dello scenario politico, economico e sociale non imponesse a ciascun cittadino di nuovo una riflessione profonda e una nuova presa di posizione personale, perché viviamo momenti pesanti, giorni oscuri e difficili, ma soprattutto pericolosi, di cui la gente spesso trascura l'ampiezza. Pericolosi perché la deriva dell'antipolitica, alimentata senz'altro dalla scia degli scandali, ma anche alimentata dallo scandalismo che si vuole continuare, aprendo a governi di salvezza. Ricordiamo che i governi di salvezza non sono governi eletti e che comunque rappresentano degli interessi, potrebbero privare la sovranità popolare dell'unico strumento diretto, pur imperfetto, ma modificabile, non lo dimentichiamo, che è il Parlamento. La politica ha le sue colpe, ma il cittadino ha il dovere di reagire e sarà un tempo futuro felice quello nel quale che vedrà ogni cittadino di una comunità prestare per una sorta di servizio politico temporaneo, assumendosi responsabilità e delegando ad altri poi consapevolmente l'incarico. È utopia questa? Forse. Certo, abbiamo visto, non possiamo dare deleghe in bianco. Non sono ammissibili perché ora è arduo il compito che noi abbiamo davanti per reagire. Bisogna pretendere regole nuove della politica, trasparenza nei costi, esplicitazione della tutela degli interessi rappresentati, come abbiamo fatto questa mattina, ma soprattutto i criteri di selezione della classe dirigente delegata ad attuarli. Ma più di tutti abbiamo bisogno di obiettivi chiari e linee guida a tutela degli interessi generali, che sono, e l'abbiamo visto in primo luogo, il lavoro, la produzione e il risparmio. Questo per garantire anche le generazioni future. Questi obiettivi però, attenzione, non sono perseguibili senza un'analisi seria dei fattori che determinano gli scenari, sui quali non ci siamo soffermati stamattina, gli scenari entro i quali siamo costretti ad operare, con attenzione quindi ai vincoli esterni dell'Europa e dei mercati internazionali. Invece, il dibattito pubblico, istituzionale, e capiremo anche perché, ma soprattutto accademico, e questo è più grave, verte principalmente sul debito pubblico, suggerendo ricette che storicamente hanno portato solo a impoverimento sociale. Se è vero che la spesa pubblica è un'idrovora da arrestare, e abbiamo visto come dobbiamo fare, sui fattori all'origine della crisi si tace. Il governo Monti, ma anche i partiti, risultano timidi, se non omissivi, sulle responsabilità della finanza internazionale. Qualche dato e considerazione per capire. Da circa metà degli scorsi anni 70, la Banca dei Regolamenti Internazionali ci testimonia l'impennata progressiva delle transazioni finanziarie internazionali, tali da superare giornalmente per volume il debito pubblico italiano. Alla base, le motivazioni per lo scambio di merci e servizi, cioè quelle che interessano la produzione, risultano una frazione trascurabile. Quasi tutto motiva da arbitraggio
assicurazione valutaria, speculazioni fuori bilancio. I mercati finanziari determinano gli spread dei tassi, che oggi va molto di moda, e quindi attraverso questa via i costi di produzione dei paesi. Ciò è noto. Ciò che è meno noto è che la somma delle riserve di valuta di tutte le banche centrali del mondo non sarebbe in grado, in assenza di regole imposte attraverso l'esercizio della sovranità popolare degli Stati o dagli enti sovranazionali delegati, quali il Fondo Monetario, l'Unione Europea e la Banca Centrale Europea, di arginare attacchi speculativi di ripetuta intensità. È una consapevolezza questa che si sta facendo lentamente strada anche negli Stati Uniti, dove movimenti quali Occupy Wall Street sono sorti, ma che sui nostri media hanno scarsa eco. Si impone pertanto in un programma politico la previsione, la previsione di una gestione attiva del sistema paese, oltre che all'interno dei confini, anche con forza nei confronti di questi enti sovranazionali, includendo anche il WTO, che è l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, con le nostre proposte chiare in direzione dello sviluppo economico. Sul fronte interno, il decentramento fiscale serio deve coniugarsi con una revisione periodica della spesa, come è stato detto, del genere zero-based budgeting, citato da CE, quindi con priorità nei capitoli di spesa per circoscrivere e annullare il più possibile quella improduttiva. Insomma, la politica deve rinnovarsi profondamente. Ma la conclusione perché verso nord? Perché in politica occorre un progetto che qui c'è ed è stato illustrato dal manifesto del programma, perché la politica deve anticipare e mediare, e oggi viene presentata un'alleanza federativa che individua obiettivi comuni per fronteggiare i bisogni espressi dai nostri territori, perché la chiamata degli attuatori sostenitori del programma ha già delineato profili di idoneità che sono la competenza, l'assunzione di responsabilità, quindi basta lamenti sul progresso, ma proposte partendo dall'esistente. E poi la visione, capacità di rappresentare e programmare almeno a medio termine, lavorando insieme in sistemi complessi dove la sintesi identifica l'istanza di tutti. Largo inoltre ai coraggiosi, alle persone di buona volontà che vogliano spendersi per l'interesse comune. A tutti costoro, se vorranno iniziare la marcia con noi, un caldo benvenuto. Grazie. Fausto Valentini da Trento. Grazie, scusami Maria. Scusate, sarò brevissimo. Grazie. Ho chiesto di intervenire perché vengo dal Trentino e forse sono l'unico trentino qua, visto che adesso il mio presidente è andato via. E ho accettato ben volentieri, ringrazio la Presidenza e voi tutti di essere qua. E porto la mia piccola esperienza in un brevissimo tempo, la mia esperienza autonomista del Trentino e quindi rapportandosi magari verso province, scusate, regioni non autonome, l'approccio forse è anche un po' difficile. Vengo dalla Val di Non, una zona del territorio del Trentino, dove c'è in questo Trentino una storia di tradizione di autogoverno. L'autogoverno cos'è? È che ognuno impari a gestire le proprie cose a casa propria e le faccia con coraggio, le faccia bene, le faccia con pochi sprechi. Anche se in Trentino non sempre tutto va bene. Abbiamo sovietizzato forse questa provincia che ha 35.000 dipendenti pubblici su 520.000 persone, forse un po' troppe. E forse tante volte tarpa le ali veramente al mondo imprenditoriale. Ma io credo che ci siano sicuramente province e regioni diverse e culture diverse. E abbiamo oggi il coraggio quindi di affermare di essere credibili attraverso un nuovo progetto, se vogliamo che l'Italia ritorni a sorridere forse, non sempre a piangere. Dobbiamo parlare di proposte,
Dobbiamo parlare di proposte, non sempre è facile, ma dobbiamo anche dire che tante volte ci lamentiamo. Lo facciamo al bar, nelle cose, nelle zone istituzionali, in questi convegni, cerchiamo di capire, di fare proposte. Parliamo, io non ho sentito poche volte oggi la parola territorio. Parleremo di territori, parliamo di un'idea e di una terra, magari tutte, ognuno ne sa raccontare una, ma le possiamo sommare. Non mi piace il linguaggio compagni ed amici. Cerchiamo di essere uomini e donne del fare. Io penso che l'Italia potrà essere qualcosa di diverso se adotterà un modo diverso proprio sul discorso autonomia. Parlando di autonomia, forse il federalismo è nato ed è già anche sepolto. Noi in Trentino e in Sud Tirolo, parlo Sud Tirolo, dico perché lì si parla un'altra lingua anche, vicino a casa mia. Siamo già da tempo, da molto tempo verso nord. Guardiamo verso l'Europa, guardiamo la mitteleuropea. Non ci sarà un futuro per l'Italia se tutti noi non facciamo un discorso, io credo, di convinzione dei territori, di assumersi le nostre responsabilità, guardando a progetti autonomisti. Grazie a tutti voi. Grazie.